Referendum Veneti il giorno della verità. Domani la Corte Costituzionale è chiamata a decidere non su uno ma su due referendum che riguardano il futuro della regione, quello per l'autonomia e quello per l'indipendenza del Veneto. I referendum sono previsti da due leggi approvate l'anno scorso dal Consiglio regionale e a Roma l'udienza pubblica per discutere della questione di legittimità costituzionale avanzata dal Consiglio dei Ministri si presenteranno i legali della regione e l'avvocato Alessio Morosin, fondatore del Movimento Indipendenza Veneta, per il quale si è anche candidato a governatore alle prossime elezioni. Le due leggi regionali in questione sono la 15 per l'autonomia e la 16 per l'indipendenza ed i legali si preparano a dar battaglia. Il diritto all'autodeterminazione è un diritto naturale antecostituzionale che viene prima della Carta Costituzionale, non anticostituzionale. Si può discutere del tema, ma il fatto stesso che si discuta vuol dire che c'è spazio per la politica e per la sovranità popolare di decidere lei. Per la cronaca è la terza volta da quando esistono le regioni che il Veneto tenta di portare avanti un referendum autonomista e le due volte precedenti, nel 92 e nel 2000, la Consulta disse di no a Venezia. Domani si vedrà. Di certo, qualsiasi cosa accadrà, è bene ricordare che si tratta di referendum consultivi per conoscere dunque, nel caso venissero effettuati, l'opinione dei veneti. Altra cosa invece è mettere in moto il meccanismo che possa portare all'autonomia o all'indipendenza del Veneto. Nel frattempo i cittadini sembrano piuttosto scettici sulle concrete possibilità di andare davvero alle urne. Ma sarà vero che lo fanno? Oppure non lo so. L'autonomia sì, avrebbe senso fino a che continuano ad esistere regioni a statuto autonomo e quindi avere gli stessi privilegi. Sarebbe equo, lo dicono da anni, e abolire tutte le autonomie, avere uno stesso trattamento, dare più soldi al Veneto come il Friuli, come il Trentino. Vedremo, però ho poche speranze.